ed ecco la nostra casa, la casa degli Stimatini a Gemona. Ed ecco appunto il nome della via, appunto via degli Stimatini. Sto percorrendo via Dante Alighieri, alzo però lo sguardo verso il castello di Gemona e poi dietro questa casa c'è l'abitazione appunto degli Stimatini. Stiamo andando verso il santuario di Sant'Antonio. Seguiamo quindi l'indicazione. Intanto il sole sta tramontando, siamo proprio davanti al santuario di Sant'Antonio. Questa grande statua di Dante Alighieri dà il nome appunto della via che va verso la stazione. Ed ecco qui il santuario di Sant'Antonio, il primo santuario dedicato a Sant'Antonio, ancora prima di quello di Padova, e proprio questo di Gemona. Siamo nel piazzale, come vedete, e a fianco alla chiesa, in questo piazzale, questa zona dedicata anche all'aiuto verso i poveri, per la Caritas. Qui è un centro di accoglienza per coloro che hanno bisogno di vestiti, di aiuto. E la piazza è appunto dedicata a questo fraticello che ha dato la sua vita qui nel santuario, padre Adriano Osmolovodsky. Ed ecco l'entrata, il rosone, l'immagine di Sant'Antonio col bambino, appena sopra la porta di entrata. E accanto alla statua del santo c'è ancora la possibilità di ammirare il presepe. È tempo ormai di toglierlo ed ecco la bellezza di questi colori, di queste luci, soprattutto la presenza di Gesù nel tabernacolo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.